Con Massimo Mariotti al termine della gara di ritorno, la sconfitta di misura 7-6 col Sarzana chiude la stagione, ma al di là insomma, diciamo, di queste due partite del torneo di classificazione, lascio a te il commento di questa stagione dove il Grosseto ha fatto 37 punti, è arrivato ai preliminari e ha buttato insomma, giù un po' le basi su quello che potrebbe essere magari una nuova stagione, una stagione prossima 2026-2027 che parte in maniera diversa. Allora, intanto la partita di stasera, queste due partite hanno poco peso. Noi è un mese e mezzo che ci alleniamo senza un portiere. Giovedì l'allenamento è stato con Barragà in porta e Sillero in porta, quindi quello che hanno fatto stasera i ragazzi è la riprova della loro serietà, della loro professionalità e del loro attaccamento alla maglia che hanno avuto per tutta la stagione, nonostante anche le partenze di Vargas e di Franco Scarso. Tutta la regular season abbiamo continuato a fare ottime prestazioni, quindi vanno solo che ringraziati. Credo che la nostra stagione, con i problemi che abbiamo avuto, appunto, è positiva, l'ho ripetuto più volte, abbiamo fatto un 7° posto, probabilmente non avessimo avuto molti problemi potevamo anche ambire a qualcosa di più, le basi erano gettate per fare qualcosa di più, chiaramente ora la situazione è completamente cambiata, quello che sarà la stagione 2026-27 sarà una stagione sicuramente di sofferenza, molti di questi giocatori non faranno più parte del circo pattinatori perché giustamente per loro è un lavoro, è una professione e quindi qualcuno quando ha trovato da accasarsi si è accasato, quindi in 2 anni che sono qui per 2 volte mi sono trovato nella condizione di reperire almeno 5 giocatori e ripartire dall'inizio. L'anno prossimo sarà sicuramente la stessa cosa. Vediamo su che basi, non è sicuramente molto semplice, però l'importante è che il circolo pattinatori sarà sicuramente a nastri di partenza del campionato di A1. Ora come ora dobbiamo insomma valutare alcune questioni, però l'importante è dare continuità alla società, stabilità soprattutto societaria, fare le cose per bene, perché se non si parte da fare le cose per bene e dare credibilità, chiaramente qualsiasi obiettivo diventa irraggiungibile. E questo poi ce l'hai già anche fatto un po' capire anche nelle scorse settimane, si sta profilando diciamo così, un cambiamento al vertice del circolo pattinatori, quello che ci è parso di capire comunque che Massimo Mariotti è molto legato a Grosseto e che penso che possiamo dirlo che comunque la tua presenza qui a Grosseto diciamo così, sia perlomeno la prima scelta, la priorità quella di restare qui. Ma se non mi esonerano dopo la partita penso di sì, nel senso ieri è uscito un comunicato della società dove ci sono delle ristrutturazioni a livello appunto di organico dirigenziale, quindi sicuramente Stefano Osti in questi anni ha messo del suo, ha portato dalla Serie B il circolo pattinatori insomma, a livelli importanti a livello nazionale e forse ora era necessario un qualcosa di diverso e forse anche un entusiasmo nuovo da parte della società stessa. Chiaramente siamo molto in ritardo e cercheremo, io per quello che mi riguarda insomma, ho parlato con alcuni dirigenti, mi hanno manifestato l'intenzione appunto di ripartire con me alla guida del circolo pattinatori, la stessa cosa è giunta voce anche l'amministrazione comunale che comunque farà ormai non il prossimo anno perché non ci sono i tempi, ma verrà fatto l'impianto con la presenza, visto insomma, il nome che porto nell'hockey nella città di Grosseto e quindi credo che sicuramente sarò insieme, spero a altri, uno dei capisaldi del circolo pattinatori. Sicuramente mi sto muovendo in funzione di questo, la società si dovrà muovere con alcuni giocatori che devono far parte del circolo pattinatori assolutamente,
a partire dal capitano, a partire dal vice capitano, che sono pedine fondamentali, che però per loro è una professione e quindi come tale vanno trattati. Questo vale anche per l'allenatore ovviamente. E quindi vediamo ora da lunedì di lavorare in funzione del prossimo anno. Allora noi mandiamo un ringraziamento a tutta la squadra, che girerà a tutta la squadra per la bellissima stagione, per 37 punti, i complimenti per quello che è stato fatto. Ti lascio una domanda, non si fa però, ma voglio fartela lo stesso in chiusura. Un desiderio, se a Massimo Mariotto, un desiderio, esprimi un desiderio per la prossima stagione. Avere stabilità societaria e quindi anche economica nel rispetto del lavoro dei giocatori e riuscire ad allestire una squadra per mantenere il ciclo pattinatori nella massima serie. È ovvio che personalmente allo stato attuale nella storia dell'hockey italiano, che vanta 103 anni, sono l'allenatore italiano più vincente per quanto riguarda i club, quindi mi piacerebbe tornare a vincere, ma ovviamente se sei in una realtà dove questo non è fattibile per tanti motivi, devi lavorare comunque per raggiungere i massimi risultati possibili. Io credo che qua bisogna lavorare sulla prima squadra e ovviamente continuare a lavorare nel settore giovanile. Abbiamo dei ragazzi del 2012 a scendere 13, 14, 15, addirittura l'Under 11 farà le finali nazionali e quindi bisogna lavorare in questa maniera. È chiaro che bisognerebbe che in Italia cambiasse anche un pochino la cultura sportiva da parte di tutti, perché anche nei settori giovanili spesso si tende molto a pensare anche ai titoli giovanili che fanno bene ai ragazzi, però come dimostrano molti sport, mi sembra che non lo dico solo io, bisogna che ognuno stia al suo posto, la società deve fare la società, gli allenatori fanno gli allenatori, i responsabili che stanno intorno alle squadre, prima squadre giovanili, devono fare quello e i genitori devono fare solo i genitori fuori dalle tribune. Questa dovrebbe essere una cultura che dovremmo imparare dalla Spagna. Allora speriamo che si realizzi questo desiderio. Grazie mille a Massimo Mariotto. Prego, grazie a voi, è stata una bella stagione anche insieme a voi. Complimenti.